Siamo noi, sa delegazione regionale del calcio a 5 Sardegna, e io mi interesso dell'organizzazione di questo movimento in quanto commenti segretario devo seguire i campionati regionali e tenere su la C1, la C2 gironi di C2 e poi tenere su calcio a 5 femminili. Da ogni sfida ci sono circa 50 partite. L'altra cosa che è positiva per questo movimento è che su 2014-2015 questo movimento cresce in Gallura. Tenere un campionato, un girone di Serie D de 10 società, de Olbia, de Arzachena, de Budoni, Badesi e così via. Questo è uno sport giovane, poi russo tocca traballare, tocca traballare e tenere i rapporti con i dirigenti, si contattare le società e organizzare pure alcune manifestazioni può creare un certo interesse per il movimento tutto. Sanno su chi lui impari a Alberto Carta che è il suo responsabile regionali chi vive in Isili, no? Chi vive in Isili. E quindi ho fatto una squadra per organizzare tutto il suo traballo di cesti. Una nazionale sarda. Partecipavo su questa rappresentativa della Sardegna che è quasi una nazionale sia de pitichetti, giovanissimi, allievi 18 anni femminas e picciocchetti, allievi e giovanissimi, quindi tenere tutte le categorie e partecipare a questa manifestazione nazionale che partecipano tutte le regioni d'Italia e si inserirà torneo delle regioni. Tengo un figlio che si inserirà appunto Roberto e che ha giocato sia a calcio a 11 che a calcio a 5 e lui è giocando a fare il suo campionato di Serie B quest'anno con Selmas. In questo ambiente la cosa che si respira è prima di tutto l'amicizia, su piacere di lavorare in pari ed è tutto gente che ogni volta che uno tiene un problema si risolve in pari.